sono a Lugano e è passata a trovarmi una cara amica ora e allieva qualche anno fa, un po' di tempo fa, ho fatto il corso con le due figlie. Mi ha regalato questa pillolina Larissa, non l'ho ancora letta, è la prima volta anche per me, così capiamo perché Larissa è la scelta. Il bambino alle stelle. Una tempesta terribile si abbatté sul mare. Lame affilate di vento gelido trafiggevano l'acqua e la sollevavano in onde gigantesche che si abbattevano sulla spiaggia come colpi di maglio o come vomeri d'acciaio. Poetica! Aravano il fondo marino scaraventando le piccole bestiole dal fondo, i crostacei e i molluschi, a decine di metri dal bordo del mare. Quando la tempesta passò, rapida come era arrivata, l'acqua si placò e si ritirò. Ora la spiaggia era una distesa di fango, in cui si contorcevano nell'agonia migliaia e migliaia di stelle marine. Erano tante che la spiaggia sembrava colorata di rosa. Belle, sono bellissime le stelle marine. Poi vi racconto una cosa sulle stelle marine. Il fenomeno richiamò molta gente da tutte le parti della costa. Arrivarono troupe televisive per filmare lo strano fenomeno. Le stelle marine erano quasi immobili, stavano morendo. Tra la gente, tenuto per mano dal papà, c'era anche un bambino che fissava con gli occhi pieni di tristezza le piccole stelle di mare. Tutti stavano a guardare e nessuno faceva niente. All'improvviso il bambino lasciò la mano del papà, si tosse le scarpe, le calze e corse sulla spiaggia. Si chinò, raccolse con le piccole mani 3 piccole stelle del mare e, sempre correndo, le portò nell'acqua. Poi tornò indietro e ripeté l'operazione. Dalla balaustra di cemento un uomo lo chiamò. «Ma che fai, ragazzino? Ributta in mano le stelle marine, altrimenti muoiono tutte sulla spiaggia», rispose il bambino senza smettere di correre avanti e indietro. «Ma ci sono migliaia di stelle marine su questa spiaggia, non puoi certo salvarle tutte, sono troppe». «Bella Larissa», gridò l'uomo, e questo successe su centinaia di altre spiagge lungo la costa. «Non puoi cambiare le cose», ribadì l'uomo. Il bambino sorrise, si chinò a raccogliere un'altra stella di mare e gettandola in acqua rispose: «Ho cambiato le cose per questa qui». L'uomo rimase un attimo in silenzio, poi si chinò, si tosse le scarpe e le calze e scese in spiaggia. Cominciò a raccogliere stelle marine e buttarle in acqua. Un istante dopo scesero 2 ragazze ed erano in 4 a buttare le stelle marine nell'acqua. Qualche minuto dopo erano in 50, poi 100, 200, migliaia di persone che buttavano stelle marine nell'acqua. Per cambiare il mondo basterebbe che qualcuno, anche piccolo, avesse il coraggio di incominciare. Bella, bella perché mi hai fatto, è poetica, se poi mi ha fatto tornare a un momento in cui ho fatto un viaggio, ero in Belize, pensa, e così mi sento anche un po' in colpa adesso rileggendo questo racconto, perché pensa Valeria, ero in Belize e abbiamo trovato una stella marina, l'abbiamo raccolta e ci siamo sdraiati sul pontile a guardare le stelle. E abbiamo messo la stella marina sopra le assi. Dopo un po' di tempo sento un tonfo in acqua e dico: «Cos'è successo?» Guardo, ma ti giuro, i brividi. C'era tra un asse e l'altro c'era dello spazio e lei pian piano ha conquistato la libertà. Carino questo, perché ti fa capire come a volte la voglia di conquistare certi spazi sia importante. In questo caso però il messaggio era un altro. Era: se non fai nulla e se parli, a parole tutti sono onesti, tutti sono amorevoli, tutti sono bravi, se non sei il primo ad agire probabilmente nulla cambia. Ok, non puoi cambiare il mondo, però puoi cambiare le cose per una persona. E a sua volta quella persona può di riverbero via wireless cambiare le cose per tante altre persone. Un piccolo gesto. Qual è la morale secondo te? Credo sia anche un piccolo gesto. A volte ci sentiamo tanto piccolini così e facciamo tante grandi cose e non ci rendiamo conto. E qual è il piccolo gesto che puoi fare per iniziare a cambiare qualcosa? Non tanto per te magari, ma per qualcuno. Buone azioni! Ciao! Ciao!